Allora, eccoci qua, do la parola Sì. all'onorevole che aveva detto che c'era un aspetto relativo agli Sì, anziani che diceva sì, Valderrame. grazie. Stavo appunto riprendendo il discorso degli anziani. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente contraddittoria, nel senso che da una parte si istituzionalizza tutto e si va contro certe soluzioni che i cittadini capaci di fare solidarietà e capaci anche di affrontare gli argomenti e i problemi hanno trovato e hanno fatto. Porto l'esempio, io sono stata, noi siamo stati a casa di un signore ad Albignasego, avrete letto sui giornali di questa questione di una casa famiglia. Io poi ho scritto su Facebook e roba del genere, io ho sempre pensato alla casa famiglia come casa famiglia per i bambini, di solito sono bambini o adolescenti. E quindi mi sono trovata di fronte a questa realtà che ho visto proprio molto di buon occhio. Poi ho scoperto che invece in Emilia Romagna si fa E tranquillamente. due parole, che cos'è la casa famiglia per chi ci Ecco, ascolta? Che io la so, però sì, non casa tutti lo famiglia per sanno. anziani, che vuol dire questo? C'è una famiglia, va bene, che ha una casa grande o comunque che mette a disposizione il proprio appartamento, ma non solo le mura, anche la propria famiglia, quindi moglie e figli, ragazzini, ragazze, per come dire, fare compagnia, perché il problema dell'anziano, soprattutto se è autosufficiente, è il problema della solitudine. Allora, che un anziano viva in una casa famiglia dove riesce a interloquire con l'adulto, con la donna, con un uomo, con i bambini, con i ragazzi che giocano con loro, dà talmente tante possibilità di ripresa e di vita e di vitalità che una casa di ricovero, le classiche case di ricovero non danno. Diciamo pure, anche se in modo molto brutale, quando si porta un anziano in una casa di ricovero, lo si porta là per aspettare che muoia. Però arriva allo stadio, diciamo, terminale, molte volte non Ma autosufficiente. insomma non è davvero del tutto. Diciamo anche che, per esempio, alcune di queste persone, diciamo pure che più di 6 in una casa famiglia non possono stare, perché sennò non è più famiglia. Ma ci sono stati degli anziani, uno di 92 anni, un'altra signora di 102 anni, che sono arrivati in carrozzina e che adesso scendono le scale, fanno la cyclette, vanno a fare la passeggiata fuori in piazza nel paese. Questo cosa significa? Se fossero stati in casa di ricovero sarebbero già morti, perché nel giro di 2 o 3 mesi, 4, poi sappiamo bene se un anziano cade. Quindi dice trovare soluzioni Questa è una alternative soluzione, creative. veramente, a casa famiglia trovo che sia, e voglio spezzare una lancia in questo senso, anche perché da noi nel Veneto non c'è. E infatti è meno male che adesso si sta appunto portando avanti la discussione di una proposta di legge in questo senso, perché veramente potrebbe essere una soluzione, si darebbe anche la possibilità a questi anziani, uno, di vivere in famiglia, i parenti sono tranquilli perché vanno a lavorare, e senza alcuna spesa per la regione. Perché sono autosufficienti questi e rimangono, scusa, e rimangono, e fino a che rimangono in casa, in famiglia, stanno bene. Certo, Risolveresti anche un altro aspetto occupazionale, perché inciderebbe il lavoro oggi a un familiare che ovviamente si prende carico di questi e magari messo anche in regola, perché il sistema che stiamo prevedendo nella legge è quello di dare delle regole per poter fare queste cose in maniera protetta, per non ci siano abusi, raggiri e quant'altro, e quindi vigilata, regolata. però lasciare libera l'iniziativa alla famiglia anche di accogliere. Ma E quindi eviteresti che vengono a prendere badanti da fuori paese, quindi faresti rimanere le risorse lì. Ci sono tutta una serie di vantaggi, oltre che umani, anche economici notevoli, un risparmio di risorse notevole. Rita Turati, lei ha anche un'esperienza in Emilia Romagna, dove questo qua si realizza. Posso dire che sono terrorizzata? Dico qualcosa. Perché. Sì. Bisogna vederla però prima. Guardi, ho fatto un'esperienza prima di venire a lavorare in Veneto esattamente su questo terreno qua in Emilia Romagna per molti anni, quindi conosco benissimo il modello sociosanitario. Ma non conosce questo caso? Ma quel caso specifico lì no, conosco il modello casa-famiglia come casa per la salute e altre cose che ci sono da altre parti e che qui fanno fatica ad affermarsi. Allora, sono terrorizzata per una ragione, anzi per due ordini di ragioni. Una che è legata, diciamo così, a quello che tentavo di dire prima interrompendo, che è il tema della responsabilità. Chi decide? Chi si assume la responsabilità? Perché io sono d'accordo con chi diceva, per esempio, che non è giusto, e noi siamo fra questi, che Renzi decentri, no? I tagli, perché
È vero, diciamo che lui ha operato una riduzione che poi non è generalizzabile, gli 80 euro messi a disposizione dei lavoratori, di una parte solo di lavoratori, sono una riduzione dell'IRPEF, non c'è mica dubbio. Peccato però che poi attraverso i tagli e altre cose, no, si obbliga in un qualche modo, si rischia di obbligare, se non c'è un altro livello di responsabilità regionale e anche dei comuni, di aumentare le tasse a livello locale perché poi ti mancano le risorse. Ed è vero anche che a questi livelli intermedi ci sono degli abusi. Io sono assolutamente d'accordo con le cose che diceva Valdegamberi prima. Allora, chi è che si assume la responsabilità? Questo è un problema molto serio e soprattutto quali sono i luoghi di discussione? Sono solo ed esclusivamente a livello istituzionale. Mi fa molto piacere. Aspetti, mi lasci finire, ognuno ha le sue esperienze. Io sono 4 anni che tento di avere confronti a livello regionale sul tema del welfare, non ci siamo riusciti, non c'è un tavolo istituzionale con cui confrontarmi rispetto alla programmazione. E allora c'è un problema anche dei sindaci a questo punto, perché se mancano le risorse, le leggi ci sono, se volessimo applicarle, che dicono proviamo ad aggregarci, le cose che diceva Sperotto. La regione Veneto è una delle regioni in cui meno si è attivato il processo non solo di fusione, per carità, che è una roba complicatissima, ma anche di unione fra i comuni, di messa in rete, perché qui il campanile è più forte che da altre parti e questo è spreco. Allora di chi è la responsabilità? Ma anche perché gli incentivi della regione sono stati minimi. Esattamente, ha perfettamente ragione. Non c'è stato un ruolo di governo, di stimolo, di sostegno da parte della regione. E questa è la fotografia. Quindi c'è questo primo punto, mi lasci finire. Il secondo punto è che proprio ragione anche del fatto che noi siamo fermi, guardi, lo dico proprio, ci abbiamo provato unitariamente, in tutti i modi possibili e immaginabili, siamo fermi al 2009, legge 30, quelle cose che lei dice con l'assessore Valdegamberi, che ha la sua bella responsabilità. Perché lui, insieme all'ex presidente, non solo c'era, aveva la prima responsabilità, ma è stata una legge preelettorale, possiamo dircelo? No, è stata una legge, sì. Meravigliosa. Non è stata preelettorale, è stata una legge che è stata fatta, che andava attuata, chi minuto dopo non l'ha attuata. Adesso è una provocazione ma dico, io non sono più assessore, sono l'opposizione, vuol dire, però c'erano dei provvedimenti che ho sollecitato un po' di tempo. Dire una cosa positiva volevo dire una cosa negativa. Li avevo sollecitati più di una volta, ma chi è venuto dopo non ci credeva, li ha affossati completamente. Benissimo, appunto. Allora, torno alla cosa che diceva prima Sperotto, noi siamo di fronte al tema delle diseguaglianze che si stanno allargando in un modo esagerato. Non solo hanno provocato la crisi internazionale, ma se stiamo alla nostra regione, non c'è un diritto che sia uguale da un comune piccolo a quello limitrofo, non esiste. Va bene? Ci sono, a proposito di diritti, di servizi, di qualità, di quanto si pagano questi servizi, è micidiale, non si fa rete, nonostante ci siano degli strumenti eccezionali. Abbiamo la legge sul fondo sulla non autosufficienza, il piano sociosanitario straordinario, noi l'abbiamo assolutamente sostenuto, non si applica, il punto è questo. Allora c'è uno spezzettamento che a me fa tremare le vene dei polsi, poi io sono una sanguigna, quindi magari esagero nei termini, ma l'idea di continuare a spezzettare i servizi con leggi, leggine, cose che vengono applicate e non tenerle dentro ad un contenitore, noi ce l'abbiamo, incominciamo a dire la non autosufficienza, l'anziano ultra 65enne, le patologie croniche, come le affrontiamo? E diamo applicazione a questa cosa. Le case famiglie possono essere collocate lì. Se vengono collocate al di fuori di una roba che è la legge 30 e che per l'appunto gli assessori che si sono susseguiti in questi 2 anni proprio non ci hanno creduto affatto, oltre a non averla finanziata in un modo adeguato, il rischio è che si vada ulteriormente a destrutturare un sistema che già ha l'acqua alla gola, fatta di servizi domiciliari che sono sempre più al lumicino perché non sono sostenuti, i comuni non ce la fanno più col SAD e l'ADI fa fatica a decollare, ok? E i servizi residenziali e semi-residenziali, le case di riposo e i centri diurne che ormai stanno scoppiando. Se noi andiamo a inserire una cosa non strutturata, su cui si potrebbe anche tentare una sperimentazione, ma che non è inserita in un modello
organizzativo, insomma, che diffuso, il rischio è che si sturi un altro pezzo di lavoro nero, altro che badanti. Ok? Questo non è così. No, un attimo sull'assessore, sentiamo un attimo l'assessore, poi do la parola a sulla responsabilità. Sì, un attimo solo che do la parola all'assessore, poi... Ecco, più che il caso di specie della struttura della casa famiglia, a parte che ci sono delle ottime residenze per anziani anche nel comune di Padova, quindi vanno a morire là, non va fatto di tutta un'erba un fascio, però quando si parla appunto di tagli da parte del governo centrale, quindi le ricadute sugli enti locali, i servizi che noi eroghiamo agli anziani, per esempio la terza età che il comune eroga, sono servizi importantissimi che lavorano moltissimo nella fascia della prevenzione, perché un anziano che fa attività motoria, che frequenta le attività ricreative della terza età, quindi laboratori di pittura, di musica, i corsi di lingue, lo stesso la consegna dei pasti a domicilio, l'assistenza domiciliare, i soggiorni climatici che ricordavamo prima, che insomma sono motivo anche di vita per molti anziani, lo vediamo a Padova quale successo hanno e le richieste sono sempre più in aumento. Ecco, questo è importantissimo perché si investe sulla prevenzione, si lavora prima e quindi quello che sembra apparentemente un costo in realtà è un investimento perché c'è un miglioramento di vita, un allungamento di vita, quindi un'aspettativa anche di qualità di vita migliore per l'anziano e per la sua rete parentale, rete familiare. Quindi assolutamente riconsiderare queste decisioni e dare più risorse in questo momento, andare proprio nella direzione opposta di dare più risorse, aiutare l'ente locale, il comune, perché svolge un'attività importantissima soprattutto per la fascia anziana, ma vorrei ricordare anche i minori. Sì, poi sono anche i disabili. Vorrei ricordare, esatto, i disabili. Noi, vabbè, come comune io ho ripristinato ho rimpinguato quel piccolo fondo a sostegno della disabilità che c'è nel settore servizi sociali. Per carità, non risolviamo tutti i problemi di Padova, però sicuramente è un aiuto concreto, tangibile, significativo per le famiglie. E poi anche l'area minori, paradossalmente la famiglia si trova ad affrontare nuove fragilità, nuove criticità, quindi c'è un monitoraggio sempre più intenso, sempre più forte da parte del settore servizi sociali sui minori e quindi ecco che il comune interviene anche in questa tutela. Ecco, e abbiamo bisogno di risorse. Esatto, mi allaccio e passo la parola a Valdegammi, poi anche posso replicare? e poi a Santino Bozza perché deve parlare anche lui. Dicevo, però ecco, l'assessore mi fa venire in mente una cosa, è stata attuata questo esempio di casa famiglia nel comune specifico di Albignasego. Tot abitanti, il sindaco comunque in mano la situazione più o meno ce l'ha come... No, perché ha ordinato di chiudere la casa famiglia. Appunto. Ecco, esatto, no, infatti adesso voi parete delle obiezioni del caso. Può essere che questi... i NAS e i vigili che hanno... non c'è autorizzazione, accreditamento, cioè non purtroppo è un modello che va regolamentato. Per questo motivo, non perché non vada bene. Non è codificata. Non deve essere accreditata. La casa famiglia che non prende risorse dalla regione o dal comune, da nessuno. A me sembra di vedere qua una schizofrenia. Si sta dicendo i costi, i contributi da dare alle famiglie. No, questi non chiedono niente. Questa è una famiglia allargata e a proposito chiede l'utente l'utente di sua spontanea volontà dell'utente e della sua famiglia mette la propria pensione, ma niente più, non chiede niente né alla regione né alla provincia né al comune né tantomeno allo Stato. Aspetti, siccome siccome è stato ricordato che deve chiudere la casa famiglia, qui c'è NAS e Company, qui c'è arrivata proprio stamattina dalla procura di Padova, richiesta di archiviazione. E se mi scusate 2 minuti per leggere le motivazioni, ma proprio 2 minuti per leggerle, spero che qua vada bene. Allora, ritenuto, letti gli atti eccetera eccetera di indagine preliminare, ritenuto che alla luce degli accertamenti del NAS di Padova in ordine all'associazione Casa Famiglia Sandra Onlus e alle memorie difensive prodotte dall'indagato non risultano fatti penalmente rilevanti neppure per ciò che concerne le pretese violazioni delle norme a tutela della privacy dei soggetti assistiti ospitati presso la struttura in parola, non essendo documentato adeguatamente l'eventuale carenza di misure di tutela ed apparendo peraltro verso palese
d'altro verso, palese l'esistenza di un consenso tacito, implicito, da parte degli anziani assistiti e dei loro familiari, e che i dati sensibili stessi vengano trattati dai responsabili della casa famiglia cui gli stessi si sono affidati e che in effetti svolgono attività meritoria, dice la Procura di Padova. Quindi questa famiglia svolge attività meritoria a loro favore. Allora, ci stiamo lamentando che la Regione non ha i soldi, che lo Stato obbliga le Regioni che i comuni devono dare. No, non è l'assistenza domiciliare, non è la stessa cosa, non sono i pasti portati a casa, non è l'esigenza di istituzionalizzare, no. Ma non c'è bisogno di fare. Allora, oggi i problemi sono tanti, questo non va a togliere le case a riposo. Magari potessimo farne senza, ma servono, va a integrare, sono situazioni non autosufficienti, sono i mezzi ospedali. Ma questo ormai. può sfuggire. Però questo, no, un attimo, questo nell'intento della legge è un tassello che aggiungiamo, che di fronte a una crescente che ha bisogno di risposte al sociale, ecco, è un tassello che vogliamo solo definire i contorni, però vogliamo lasciare una sua spontaneità di famiglia, non vogliamo troppo appesantito dalle norme, farlo diventare un altro istituto. Deve essere un allargamento di una famiglia. Ma fatta chiarezza. No, e diventa uno strumento questo nuovo a disposizione della programmazione sociosanitaria, a disposizione dei comuni, dove magari ci saranno, regolamentato, ci saranno delle norme che poi andranno a completarlo, nel senso che magari la famiglia potrà essere formata, ci sarà un contratto, non sarà solo spontaneo, ma tra l'affidante e l'affidatario e l'autoaffidatario, cioè ci sono delle norme, però cerchiamo di metterlo in maniera più leggera possibile perché possono nascere più realtà come queste. Va bene, sì, un attimo, poi andiamo in pubblicità, poi bozza, sì. Velocissimamente da sindaco, attenzione, ha fatta chiarezza, noi nel Veneto abbiamo una legge, la legge 22, che è quella dell'accreditamento e autorizzazione agli esercizi. Ma non è una roba sanitaria questa, non è sanitaria. La legge 22 vale per le strutture sociosanitarie, cominciando dai dentisti alle case. Questa è una struttura puramente sociale. È solo sociale questa. Per le sociali ci deve essere prima un'autorizzazione all'esercizio che viene data dal comune. Insomma, basta la comunicazione. C'è tanto di regolamenti, se la signora è stata in Emilia Romagna, sa benissimo che basta la comunicazione. Ci deve essere un'autorizzazione all'esercizio da parte del comune. Infatti però non è la discussione che oggi attualmente valgono lo 0, scusa, al di là del fatto in sé, voglio soffermare la trasmissione su una cosa generale, al di là del fatto in sé, benissimo questa cosa, io non conosco il caso, mi va benissimo tutto. Però bisogna, attenzione, quando parliamo delle categorie più deboli, allora anziani, minori, disabili eccetera, attenzione perché si possono fare danni incredibili. Incredibili. Quindi ci vuole un minimo, non so che questo sia il caso. Ma guardi, evitare i danni. Per evitare i danni e per dare sicurezza che la prossima volta non vengano in ANAS a fare assurde verifiche. Per questo vogliamo creare un sistema di vigilanza pubblico. Però la vigilanza è in capo all'ultimo anello che è il sindaco, che è il comune. Infatti dicevo, c'è un sindaco che deve essere coinvolto. Nella legge come fare? Ma li posso portare un esempio di questo? Finisco perché è un tema molto importante. Ho fatto 5 anni fa, ho fatto un convegno su situazioni analoghe a questi. C'è un'associazione che a Padova si chiama Anziani a Casa Propria, che promuove questa cultura qua. L'affido degli anziani. Io ho visto un esempio a Verona sul quale ho fatto un convegno dove alcuni anziani si sono messi insieme a una persona più giovane, che hanno creato una simifamiglia, diciamo un'aggregazione, una comunità insieme. Sono campati tutti verso 100 anni, è vero? Esatto. Stanno bene, stanno meglio. A famiglie sono tutti anziani, vivevano isolati da sole un sistema di regolamentazione. Se prima uno da solo aveva una pensione nemmeno sufficiente per vivere, mettendoli insieme a patto di costi, creano comunità. Quindi favorire queste forme di comunità è un dovere da parte delle istituzioni, perché questo fa risparmiare da benessere loro. Anche volontariati sociali ci sono. Scusate, è possibile, solo questo è possibile per lei, se le capitasse questo nel suo comune? Ma nel comune di Padova ci sono già delle esperienze virtuose, per esempio di co-housing per gli anziani, che sicuramente il consigliere Sinigaglia conosce, che sono seguite e monitorate dalla Sant'Egidio e dall'assessorato ai servizi sociali. Quindi le esperienze che emergono dalla comunità e che sono espressione proprio della forza viva della comunità e del principio di sussidiarietà ci sono già. E il comune spesso vigila e già le monitora e le controlla. Bene, bastava questo. Pubblicità, poi torniamo, poi passerò la parola alla bozza. Pensa un po'. Cura gli anziani.